prezzo di cessione al PPP anno 2015, punto 4 all'ordine del giorno, ha detto l'assessore. Questa è un'altra di quelle delibere d'obbligo che ogni anno l'ufficio urbanistica ripropone in relazione alla evoluzione che hanno avuto le zone libere nella quantificazione del prezzo di vendita, cessione dei lotti relativamente alla percorso. Quindi viene da lontano la quantificazione e ogni anno non viene rifatta la stima del lotto, del terreno nudo, ma viene implementato la svalutazione del coefficiente Istat e quindi quella che era la percentuale di credito ridetermina sia il prezzo di cessione del lotto alle aziende produttive, ridetermina in funzione dei lotti disponibili nell'anno la superficie e i volumi edificabili e la quota degli oneri di urbanizzazione. Aggiornamento riferito solo a una valutazione dei coefficienti. Qualche domanda? La prova? Anche questa, perché se dovesse capitare uno che vuole un lotto, rendiamo immediatamente seguita, così non c'è. Piano di valorizzazione immobiliare e delle alienazioni. Questo è il discorso che si fece già all'altro. Sì. Era già l'altro. E abbiamo rifatto. Quest'anno me la voglio commenterà. No, c'è la casa Giulia, un vecchio esproprio fatto dal comune di Poffa, giù a casa del Corpo, che lì tra poco crolla nella strada e quella va messa dentro, magari va venduta a chi la vuole, di Poffa Mario, magari non posso trovarla anche lui. Ficamocela dentro perché sono espropri eseguiti dal comune che hanno visto un cittadino soccombente in qualche modo. Ma questa era un'area acquistata per me lo ricordo, me lo spiegate. Una stazione di servizio. Anche questo che approva. C'è alienazione, non ci sono alienazioni. No, non è solamente valorizzazione, noi da dare il valore. all'ordine del giorno c'è. Piano, perché è il nome della delibera. Il nome della delibera senza alienazioni. Senza alienazioni, ma alienazione che inserita in questo contesto vuol dire che fanno parte del patrimonio disponibile dell'ente e quindi può essere soggetto Basta, te l'ha preso appunto la casa del Porto o casa del Boffa. Che approva punto 7 all'ordine del giorno, servizio a domanda individuale per 2015, tasso di copertura, presa Bianco. Questa è una presa d'atto della delibera di giunta di ieri l'altro, con la quale si conferma nel 2015 perché è una presa d'atto perché le tariffe del servizio domanda individuale sono di competenza comunale, non sono di competenza del Consiglio. Della Giunta e non del Consiglio, però il Consiglio ne prende atto perché comunque si ha una no, c'è una votazione. Se le parole non è una ratifica. No, è una presa d'atto. Comunque l'abbiamo sempre portata così tutti gli anni. ormai una presa d'atto, cioè è un'accettazione necessaria di una cosa che spetta decidere ad altri. Questo Sì. c'è. Infatti Non ci dovrebbe essere. C'è il Consiglio Comunale, sì. Alla presa d'atto da parte del Consiglio Comunale uno dice io prendo atto. Quindi così è. Se no dice io dopo che prende atto si astiene, non vota contro. Chi approva, chi vota contro,
Chi si astiene? Baffoni, te è favorevole? Sì, favorevole. Sì, sono favorevole perché non c'è la modifica delle tariffe. No, tutto confermato. Piano economico e finanziario, servizio al servizio di centro urbano. Come prevede la norma, noi per poter stabilire le tariffe della tassa sui rifiuti, il Comune deve prendere e approvare il piano economico finanziario per il servizio di centro urbano. Il piano economico finanziario, la cui competenza è dell'organo gestore, quindi in questo caso di Toscana. Quest'anno Toscana ancora non ha redatto il piano economico finanziario. Quindi il comune che ha fatto, come hanno fatto altri comuni, come per esempio il comune della Badia, si è surrogato e ha posto come base il fatto che il servizio sia reso agli stessi costi dell'anno precedente. Quindi gli stessi costi per il servizio, quindi considerando anche che avendo richiesto il comune degli interventi in più, dei cassonetti in più eccetera, gli interventi sono stati quantificati in circa 35.000 euro, è stato incrementato l'importo del piano tariffario di queste somme. Quindi alla fine il costo del servizio di igiene urbana verrà portato a 1.020.000 euro circa, considerando però in questo non solo i servizi svolti dal gestore, ma anche i servizi svolti in economia dal comune, quali per esempio lo spazzamento, che è un servizio svolto dal comune, il servizio di gestione della tassa, che rientra comunque nel piano finanziario, il servizio di riscossione della tassa, i servizi amministrativi, tutti quei servizi che sono di contorno, diciamo così, alla mera raccolta e smaltimento dei rifiuti. Dopo anche. Prima. La questione dello spazzamento rientra nello smaltimento. Lo spazzamento è un servizio nella legge, perché quella è una storia che no, questo è io mi ricordo quando sono entrato al lavoro lo spazzamento non era una ora invece dal decreto Monti è stato inserito nel costo da coprire una tariffa tutto quello che è relativo al servizio di urbana, compresi le attività amministrative relative alla... No, io l'ho chiesto per questo motivo. Poi volevo dire questo è stato allora un maggior finanziamento a favore dei comuni e a carico dei cittadini, dico bene, che i quali non lo sanno, queste cose non le sanno. No. Le apprendiamo così sporadicamente in consiglio comunale, però è successo anche questo. Ho detto tutto. Sì, io già l'anno scorso rifeci la stessa domanda, quest'anno la faccio perché non ho ben capito se siamo legati, cioè nel senso se non si può richiedere come servizio all'Alta Toscana, alla 6 Toscana, oppure è il comune che non la vuole. La famosa sperimentazione della raccolta porta a porta, io ci torno perché è un tema che mi sta particolarmente a cuore e quindi volevo chiedere quali sono i vincoli, perché non è fattibile e se davvero un costo così elevato da non essere affrontato da questo comune. Allora, lo spazzamento a porta si può fare o con il proprio personale, se ci sa, o non possiamo prendere nessun altro se non una serie. Questa è un obbligo trentennale. Trentennale, perché non ricordavo i termini di contratto. Cioè se io decido di far fare un servizio a porta non posso dire prendo degli operatori di Pian Cartagnaio, il gioco, questa roba qui e lo do a loro.
devo dare obbligatoriamente alla 6. Dai costi indicativamente che noi abbiamo saputo, per fare uno spazzamento con la 6 costa di raddoppiarlo, è un aggravio incredibile di spesa rispetto a quello che si sta spendendo ora, perché comunque non si è fatto quello. Quelli sono servizi obbligatoriamente che si devono pagare. Quando qualcuno dice perché non abbassate tutto, non si può abbassare, perché certi servizi vanno pagati e si pagano alla 6. Con la tariffa. Devono essere completamente coperti. E quello che ci sta dando il premio alla 6 sono una cosa esagerata. Mi sembra che la SAC l'hanno verificato anche il primo anno, ricordo che c'è anche in campagna elettorale che ti fece la domanda, riguardo proprio allo spazzamento che veniva a buttare. Perché l'avevamo Io ho detto la colpa mi è rimasta, ma la memoria un po' ci rimane ancora l'asti proprio verificate anche voi. Avevamo verificato che era un costo esorbitante che non poteva sopportare il cittadino che accattagna. Però siccome c'è stata fatta una richiesta, facciamo una domanda specifica alla 6, quanto ci viene a costare. Perché poi la gente fa il confronto con i comuni vicini e si dice se a Badia se lo può permettere, perché non ce lo possiamo permettere noi? Poi chiedono anche personale del comune, a Badia abbiamo visto il centro storico, sì, ma il centro storico della Badia per esempio sappiamo che è molto più popolato rispetto al centro storico di Piancastagnaio e quindi più è popoloso e meno costa. Questo perché se lo stesso mezzo che io compro per 5 abitanti mi serve per 50 è un discorso, per 5 la spesa del fatto su 5 tutto il dialogo di Vespa ha pochi utenti rispetto al Gramsci. Un effetto ce l'assicuro che la tariffa aumenta di parecchio, 20-30% aumenta per tutti i cittadini, non solo per quelli che non costa nessuno sapere. Il problema è che comunque se fanno lo spazzamento come stanno facendo da altri servizi non mi sembra che siamo nell'ottico. Come ho detto, stiamo continuando a denunciare il servizio fatto attraverso i cassonetti come sono, in condizioni, la polizia, cioè che è una cosa vergognosa. Se io già so in principio che così stanno facendo con certi tipo di servizio, affidare un autoservizio di questo tipo, se non cambia per ora, io non sono un lungosindaco precisamente, perché ho sentito sempre il dolce e nero, partito, non c'è solo nero. Adesso non va bene, Ma i cassonetti, quelli invece degli indumenti usati, sempre competenza 6? Quelli degli indumenti? Ah no, quelli sono della Caritas. una società. Vabbè. Chi approva? Chi ha approvato la E anche questo limita di segurità. Anche questo limita di segurità perché allora, il regolamento di disciplina della Tari, bonifiche ed approvazione. Sì. Allora, la bonifica della Tari è venuta casualmente, abbiamo modificato soltanto una cosa. È venuta da me una persona, quindi niente di misterioso, il quale mi diceva, cioè per avere una riduzione della Tari in quanto ho un reddito inferiore rispetto come è da regolamento, no, c'è un certo reddito, quindi mi specchio la riduzione della Tari. Non lo posso avere perché non sono un soggetto, siccome non sono l'unico soggetto che vive in questa casa, come ci vive una minorenne che è mia figlia di 14 anni, per cui siccome ci abitiamo in due nella casa non mi spetta più questo diritto, perché il diritto spetta soltanto a chi abita solo nell'abitazione con reddito inferiore. E quindi ho detto, questi sono termini dell'assurdo, perché oltretutto
una bimba minore che è a carico del genitore e che in questa maniera, non essendo più la casa abitata da una o dalle due persone, non ha diritto a una riduzione della TARI. Perché la riduzione della TARI è Spetta prevista soltanto a chi sta solo in quella casa. Per reddito. No, allora, per reddito e per nucleo. Oh, è per È per nucleo. Se uno è solo e c'è un reddito inferiore rispetto alla riduzione, se uno ha perché produce meno rifiuti, perché il principio della TARI deve essere sulla quale, siccome i rifiuti si producono, vediamo se riesco a spiegare bene. Se io sono solo e ho un reddito inferiore, mi viene ridotta la TARI. Se io ho, oltre a me, ho anche una bimba di 14 anni che la mantengo eccetera, la TARI non può essere più ridotto perché in questa abitazione consumo doppia nettezza urbana, non consumo più nettezza urbana e quindi a questo punto devo pagare, non mi spetta più questo diritto. A me mi è sembrato assurdo, ho detto, se in una famiglia ci vive un genitore con un reddito inferiore e con dei minori che gli sono a carico, dobbiamo ridurre anche a lui. Ecco, questo è quello che chiedo la riduzione non più a un modo familiare, ma a più familiari che entrano in questa abitazione, quando il reddito è inferiore. inferiore a quanto? A quello che è. Ma 7.700 euro sempre soldi. Allora, ora non discuto che chi ha un reddito così basso deve avere dei riguardi e delle deduzioni e quindi l'accettiamo. Ma il principio dei rifiuti è che chi produce rifiuti paga in proporzione ai rifiuti pagati. Chi più inquina non è detto che sia. Ho capito benissimo, dici, qui è un altro dato, qui sto dicendo per una persona che viene ripresa perché per un motivo di sopravvivenza non riesce ad arrivare a fine mese, nel tempo il collegio anche questo, no? Oltretutto c'è anche a carico una bimba, quindi ancora più disaginato e per questo non ha diritto alla riduzione. Monogenitoriali, si parla di famiglie monogenitoriali. Non lo contesto il fatto che venga riconosciuto alla principio dei rifiuti. Io quando un deroga per questo caso posso spiegare questo? Non è nel parametro di costo del rifiuto, noi non abbiamo il nucleo, i componenti. È quantificato sulla base della superficie e non il parametro dei componenti non c'è nella valutazione, ma è solo sulla superficie, quindi che siano 2, che siano 4, che siano 8 è la superficie che determina una scelta che è venuta che avete fatto anche voi l'anno scorso. di quantificare La legge dove Sì, è previsto dalla legge, ma si può dire che è ingiusto. in questo punto è l'articolo 10, agevolazione per motivi sociali e assistenziali. Abbiamo lasciato dei puntini sulla percentuale di riduzione. So se ce l'avete. La tassa è ridotta abbiamo lasciato volutamente la percentuale, se c'è un'indicazione condivisa, se no noi l'idea dell'applicazione di questa percentuale ce l'abbiamo. Perché le percentuali in base alle casistiche vanno o 50 o 30% di riduzione di quella tassa in alcune situazioni. Quindi questa potrebbe essere una di quelle da applicare il 50% dell'agevolazione per secondo appunto dei redditi, ma c'è un'altra condizione che abbiamo lasciato in bianco, che è quella della residenza. Il termine del comune dal perché bene che ci sia ma l'andata nel corso, l'andata tributaria, che poi se uno anche è straniero Però c'è una grande mobilità, consideriamo che c'è una grande va mobilità. considerato solare.
Io volevo tutelare queste persone che hanno difficoltà perché è capitato questo sistema qui, mi sembrava assurdo, questo era perché non credo che ridotto del 50%. ridotto del 50%. E da quando? Da 3 anni, 2 anni? Ma c'è una vostra proposta là? Le nostre proposte sono come si può mettere qui è scritto da anni, quindi l'idea Quanti ne proponete? Mettiamo con 3 anni su, Ma perché? a ponderare. Ma dall'anno di riferimento. e per evitare che uno venga No, in queste condizioni? Con questo reddito? Quanto ci siamo? Quanti anni? Mettiamo una cosa perché va bene, un anno. Un anno. No, io- Un anno. anni. Uno. Io so. Percentuale? Va Va bene, bene, percentuale. Poi Poi c'è anche il discorso un'altra modifica. sulle residenze storiche. Sì, esperienza storica. Residenze storiche, scusa, che si intende? Quelle vincolate ai sensi del 1089? Sì. E non ci sono qui. Ce n'è uno. Sì, ce n'è. Il convento. Convento. Il convento. Il convento da Sturici Barbini, Il convento di San Però qui Bartolomeo. non si parla di esenzione totale, si parla di esenzione che c'è dei 400 metri quadrati fino ai 600, rimanendo non imponibile la superficie eccedente, quindi cioè fino a 400 metri quadrati pagano normalmente, l'articolo 13, pagano normalmente, poi oltre i 400 metri quadrati, 600 c'è Se non si agevola una situazione di questo tipo, è l'unica residenza storica che abbiamo, fanno da tutte le parti. Sì, no, I ma 400 metri quadri d'abitazione praticamente le pagano per intero come gli altri. Secondo me è un bene che c'è a Piancastagnaio e quindi va abbattuto per il restante, anche perché Per il principio di chi inquina paga, un'abitazione di 1500 metri quadri comunque c'è una persona dentro, 2, 3. Il convento. il famoso convento di San Bartolomeo. Ma poi cascava a pezzi solo per il fatto che è stato rimesso a posto, è già di per sé un fatto. Allora, io soltanto una percentuale Anche qui questo. anche qui l'abbattimento questa L'abbattimento fascia Oltre i 400 400, oltre i 600, Tra i 400 e i 600 c'è un abbattimento. un abbattimento. Oltre i 600 non si considera. Esempio. Allora io farei 400 paga regolarmente, l'altro il 50% qua. Non ci abita, neanche fermo, immobile, non abbiamo sfruttato. Posso dire Teoricamente è un bene produttivo. produttivo, voglio vedere quanto. Sì, no, Cosa è? Grazie, su. È un bene che è incollato addosso di una famiglia che ci volete e basta. È produttivo. il convento è un bene. Guarda, io la passo su questo 550 al massimo. Che sarà un bene di valore storico, sì, ma che sia produttivo, a me mi sembra sono più le spese che quello. Secondo me non si va nemmeno Che avanti. siano più le spese. Siccome così oculario credo che un po' ricambiato quanto credo, quando questo qui andrà, che già andrà lì, la gente verrà appenato, che comincia a essere produttivo, rivedremo lì. Ora mi sembra soltanto che bisogna dare il contributo perché uno lo ama, a giudizio mio. Ecco, quindi, Dicevo che consideriamo che è stato ben recuperato. bisognerebbe dare il contributo perché uno lo tiene aperto. Riportato all'origine, molto, tra l'altro fatto molto bene, quindi su questo consideriamo. Alla Sant'Antonio, 50% di riduzione per quella cosa prima, con un anno. E si fa per questa residenza storica 400 metri li pagano come normali e il restante il 50% di appartamento. Quello di legge. Chi approva? Chi si astiene? Ovviamente eseguibile. Sì. Tariffa Tari 2015. Questa è l'approvazione della tariffa della tassa sui rifiuti del 2015 che
viene confermata agli stessi livelli dell'anno scorso. Vi è, Che era aumentata. che era aumentata, ma come abbiamo detto prima, la tariffa è costruita per forza come gettito in base al costo del servizio. Anzi, bisogna notare come pur aumentò del 30% per quello che la 6, come ho detto, ci ho pagato. Se però si guarda la differenza tra noi e Albania, noi siamo nettamente più bassi rispetto ai comuni limitrofi, il comune per Castagnelli è nettamente più basso. Considerazione che comunque va fatta, noi abbiamo imbastito tutta questa programmazione, abbiamo approvato tutto il pacchetto sulla base del piano industriale ATO 2014, perché il 2015 ancora non c'è. Se il 2015 ATO fa un piano industriale con un incremento di, questa viene automaticamente però questo va a noi diciamo che sul piano industriale il 2014 la tassa rimane la stessa, ma non può avere effetto nello stesso 2015 anche in questo caso. Dovrà avere, seppure lo facessero, dovrà avere effetto non potrà a essere partire dall'anno prossimo. perché specialmente se il Senato Toscano dovesse approvare il piano finanziario oltre la scadenza dei termini previsti dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, che ad oggi è il 31, i comuni non sarebbero in grado di adeguare la tariffa alle nuove spese e quindi diciamo così 6 non potrebbe oltre il 31 maggio, almeno a mio avviso, legittimamente modificare il momento il piano finanziario. Vabbè, chi approva? Vale. Scusate, le medie di priorità sono